Amici di Bella Sicilia, incontriamo Salvatore, calzaturiero da oltre 50 anni. Dal 69. Buongiorno. Buona giornata. Una vita dedicata a questa arte. Sì. Adesso non lavora più, ma questo video è solo per Bella Sicilia, per far vedere un po' quello che è stato il suo passato. Cosa ci mostra? Vi mostro una scarpa che ho realizzato nel 70. Era una scarpa che per i giocatori di una volta, i camperbose. Questi erano i tacchetti che si usavano. Calzava facchette tutta l'Inter e gliele facevo io. Ha avuto questo grande onore, quindi. Ma per tutti gli sport, non solo questo. Anche per la sedotica ho fatto scarpe e avevo un numero piccolino. Ed oggi cosa ci mostra? Cosa ci fa vedere? Come si taglia un paio di scarpe. E collegatevi in diretta per vivere questa antica arte. Questo è il 41. Parliamo dei materiali, cosa sta utilizzando? Una pelle di vitello. Si deve risparmiare sempre la pelle, non si può sprecare niente, anzi bisogna controllarla, se c'è qualche segno bisogna levarlo. Aspetta. Quindi tutto a mano. Tutto a mano, sì. Il massimo delle artigianalità. Nel frattempo che taglia, ci parli un po' della sua storia. Quando ha iniziato? Nel 69 sono andato a Milano, ho trovato lavoro in una piccola fabbrica artigianale di scarpe sportive e lì ho imparato il mestiere. Poi sono venuto qua nel 77, io assieme a un socio e ai miei fratelli ho fatto la Vipe Sport, famosa in tutta Sicilia e Calabria. Abbiamo fornito sempre tutte le società di calcio, anche la Regina quando era in Serie A. Sempre scarpe sportive. Un paio di scarpe all'incirca in quanto tempo si crea? Dunque in fabbrica un operaio riesce a fare in una giornata in catena 3 paia, una media di 3 paia di scarpe al giorno. A mano ci vogliono 3 giorni per farne un paio. Adesso il coltello non è che tagliava, che c'era la preparazione. Le ha detto calzaturiere, che differenza c'è con il calzolaio? Il calzolaio ripara le scarpe,
mentre il calzaturiero le costruisce. Ed oggi costruiremo le scarpe in diretta per tutti gli amici di Bella Sicilia. Diciamo, questo è l'inizio. Ci vogliono d'altronde 3 giorni, quindi... Ma noi diamo un'infarinata generale. Torneremo per altri passaggi, questo è un video anticipativo di una fase preliminare anche. Ecco, una volta fatta questa forma, l'ho messa quello del nel frattempo salutiamo tutti gli amici che si stanno collegando in diretta. Questa è questa parte qua. Questa è in lavorazione, sono le parti che vengono dopo. E ora ti faccio vedere il mio diploma. Con piacere, noi ammiriamo tutto e parliamo di questa grande passione. Sei stato un attimo? Siamo in diretta, quindi nel frattempo possiamo chiedere agli amici di Bella Sicilia cosa ne pensate di questa antica arte della passione del Signor Salvatore. Lasciatelo scritto nei commenti. Il primo video di un calzaturiere che mostra ciò che ha fatto durante gli anni, non lo fa più, ma oggi per gli amici di Bella Sicilia ha voluto un po' rispolverare la sua arte. Per essere stato un maestro artigiano nell'arte calzaturiera, che sta tramandando alle generazioni future. Complimenti! Grazie. Complimenti. A proposito di generazioni future, com'è questo mondo? Com'è cambiato? È cambiato, non c'è più nessuno che lo fa. E nessuno vuole imparare. Nessun calzaturiere È più. un'arte che va a sparire. L'industria un po' ha... Ma le industrie sono andate in Cina. Volendo o non volendo. O i cinesi in Italia. Una scarpa fatta a mano, che differenza ha rispetto a quelle costruite in fabbrica? Ma la scarpa fatta a mano si può riparare, quelle in fabbrica no più. D'altronde una volta un paio di scarpe erano destinate a durare per tutta la vita, si riparavano. Si riparavano sempre, si cambiava la suola, mentre ora le butti. Oggi dopo un anno, se sono usurate, anche prima. Anche prima. Quale messaggio diamo ai giovani immergendosi in questo mondo? Ma devono tornare diciamo, a fare gli artigiani, però aiutati, non perseguitati. Aiutati. Aiutati, sì. La gente smette perché non è aiutata, anzi, tacciate certe volte di non pagare, di essere evasori. Pure. Non fanno magari... Con gli auspici degli stimoli giusti, noi invitiamo i giovani a coltivare e tramandare queste arti, come quella dell'artigiano nell'arte calzaturiera, che oggi il Signor Salvatore ci ha mostrato con grande amore. Grazie. E allora, dopo questa fase, posiamo un attimo l'attestato, dopo questa fase, quale passaggio ci sarà? Bisogna cucirlo, unire tutti i pezzi. Vedete, questa è la fase di incollaggio. Si gira. E diventa così la scarpa, la parte di sopra. Va incollata, cucita e viene messa sulla forma. Che facciamo vedere qual è quella? No, la forma è questa, aspetta un attimo. E guardate, adesso poi verrà messa sulla forma che ci mostra tra pochi secondi il Signor Salvatore. E tutto questo è come si realizza una scarpa. Calzaturiere. Questa è la forma della scarpa.
già preparate. In base al numero vi sono le forme? Sì. Come vedi, questo è il numero 41. E poi si tira e si monta sulla scarpa. Diventa su una scarpa. Noi la ringraziamo per aver mostrato il suo mondo, quello che è stato il suo mondo, perché adesso non fa più questo, non si occupa più di questo, però la ringraziamo per aver sensibilizzato un po' sul passato. Grazie a voi. Grazie, un caro saluto e al prossimo video. Buone giornate.